2 volte sotto l'acqua mi sembra anche un po' troppo. Appartamento nuovo, cioè sarà una settimana che ci dormiamo, preso a novembre, è già la seconda volta che siamo sott'acqua. In via Silvestro Lega non vengono mai puliti i tombini, quello davanti a casa mia lo pulisco sempre io. Ho dichiarato un danno che la strada sta cedendo, che ho sempre l'acqua ferma e non ho visto nessuno. Ancora l'incubo maltempo, i nubifragi che hanno interessato il Veneto hanno colpito duramente in particolare il litorale veneziano. Pioggia abbondante e vento forte hanno investito Caorle, Bibione, Cavallino Treporti e Jesolo. Difficoltà e disagi anche a Mestre e in Riviera del Brenta. Una cinquantina le telefonate ricevute dal centralino dei Vigili del Fuoco, intervenuti per prosciugare garage e scantinati e per liberare le strade dai rami degli alberi spezzati dalla burrasca. A Jesolo un altro brutto colpo ad una stagione già in parte compromessa. Chiederete lo stato di calamità? Mi sembra che il Presidente Zaia lo abbia proposto, quindi noi sicuramente come Comune di Jesolo sottoscriveremo anche noi la richiesta e quindi siamo ben lieti se si può ottenere un risarcimento soprattutto per le attività economiche che ci hanno rimesso sicuramente diversi soldini. A Jesolo Paese stanotte diverse strade sono finite sott'acqua come via Gallina, via Molinato e via Lega. Abitazione è mio figlio qua e il laboratorio praticamente va sempre sotto acqua, sempre, perché io ho messo qua 4 pompe che tira fuori l'acqua, però l'acqua è fatica a tenerla. 30 centimetri d'acqua, sì. Succede ogni volta che piove? Sempre, ogni volta. Da cosa dipende? Malfunzionamento delle fognature. Ben fatti il ricorso, sono andati in provincia, sono andati dal sindaco, sono andati da tante altre parti, però tutti rispondono no, abbiamo soldi. Qualche problema, fortunatamente non grave, si è registrato anche negli hotel del Lido, ma il servizio agli ospiti non ha subito interruzioni. Gli albergatori puntano ormai su settembre per salvare i fatturati. Noi non molliamo, dal punto di vista degli operatori continuiamo a lavorare a testa bassa e abbiamo il dovere di farlo, credo che potremo anche credere forse a qualcosa in più in un mese di settembre e riuscire a recuperare quanto effettivamente è stato perso nel mese di giugno in un inizio di stagione non facile. Giugno dicevamo luglio, a luglio dicevamo agosto, adesso siamo in agosto, diciamo settembre e speriamo sia settembre almeno il tempo bello. Meglio che non dico niente perché sono arrabbiatissimo.